È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. E ora passiamo agli affari. Il primo grande acquisto estivo del Napoli potrebbe essere in arrivo. Secondo l'esperto di trasferimenti Nicolò Schira, il club partenopeo sta tenendo d'occhio il mercato ed è ancora interessato a Edon Segrova, il talentuoso attaccante del Lille, con un contratto fino al 2026. Il giocatore ha già espresso il desiderio di partire nella prossima finestra di mercato e il Napoli potrebbe cogliere l'occasione per assicurarsi l'ala d'attacco. Alta 1,80 metri. Segrova è nota per la sua tecnica raffinata e le sue abilità nell'1 contro 1. Ed è stata paragonata a stelle come Hakim Ziyech e Adel Tarabt. Nato in Germania, figlio di rifugiati albanesi, l'attaccante ha costruito la sua carriera con molti sforzi e oggi si distingue nel calcio francese, seguendo le orme di talenti come Hazard, Gervinho, Pepe e Rafael Leao, che hanno brillato anche per il Lille. Segrova potrebbe essere il nome giusto per rafforzare l'attacco del Napoli e brillare sotto la guida di Antonio Conte. Vogliamo sapere cosa ne pensate, tifosi del Napoli. Segrova sarebbe l'acquisto ideale per il Napoli? Commentate qui sotto e partecipate alla discussione.